Uè. Uè, uè. Ma che è sto coso? Oddio, che cazzo ho fatto? Ma no. Buonasera. Buonasera. Ma io non attivavo una live su YouTube da tipo anni. Boh, non lo so, aspettate. Sono a letto, mi sto riposando. Oggi giornata relax, non lavoro. Quindi, boh, siccome mi hanno bloccato le live su TikTok, non so per quale motivo, allora sono entrata qua. Buonasera. Ma tanto qua non è come di là, cioè... Scusate anche il buio. Dove siete? Salutatemi almeno, salutatemi. Sono anche da sola. Ma c'è la chat? Tranne che non c'è la chat, ma non penso, no, c'è. Ci sto, ci sto. Beh. Vabbè, io sto qua. Magari mi addormento e mi guardate dormire. Può darsi. Praticamente ho avuto una disavventura su TikTok. Mi hanno bannato le live senza motivo, cioè, veramente senza motivo, cioè, se ci fosse stato il motivo almeno. Per contenuti sessuali e molestie e bullismo. Ciao Alessandro, molestie e bullismo, cosa che non è vera. Ciao Nella! Ciao bella, io sto bene. Ho fatto ricorso, però loro sostengono che ci siano delle violazioni, mentre io cioè, sono sicurissima che stavamo parlando di musica. Ciao Nadia, no, no, non sono sparita. Sostengono che c'erano questi contenuti e io invece ero in vestaglia e stavamo parlando di musica, cioè ero in vestaglia tipo nonna Pina, no? Boh, non lo so con quale criterio bloccano le live, no, non lo so, credetemi, non lo so. Comunque Nadia, se ti do fastidio, Gioia, puoi anche uscire. Io cioè, sono entrata così perché non avevo nulla da fare. Sono tipo, wey sexy! Sono anni che non apro una live su YouTube, almeno penso 3 anni, non lo so. Spogliarello tattico? No. Buonasera Filippo. Magari brutte... No, 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 stavamo parlando di musica, Nella, giuro, musica. Oddio, la mia salicia, sì, sì, la tua salicia, ti ricordi la tua salicia? Eccola. Scusate il buio, ma non so se sono buia. Ciao Giorgio. E niente, mi è finita così, fino al giorno 21, ne abbiamo 16, no 17. Pazienza, TikTok unni si fissa, davvero?
Sì, ma il problema è che non c'era una motivazione. Cioè, se ci fosse stata la motivazione, ci sai, hai sbagliato. Ma Sicilia, sì, sì, Giorgio, Sicilia, precisamente Catania, sì, Sicilia, a Bedda Catania. Comunque, io sono entrata così per curiosità, ho aperto una live, ripeto, dopo anni qui su YouTube che non aprivo. Qualcuno per gelosia, ma sicuro, Nella, sicuro. Al 1000 per 1000 perché non c'era. Però, dico io, ci dovrebbe essere un controllo in più. Ciao, mi saluti, mi chiamo Ale. Ciao Ale. Ma non mi legge, ditele che mette la chat dal vivo. Come? Ti ho salutato, Secchi, sì. Ce l'ho la chat dal vivo, ho messo tutti i messaggi. Sto piangendo tantissimo. Come mai stai piangendo, Alessia? Che ti hanno fatto, amore? Perché piangi? Dimmi perché piangi. Di felicità. Ma almeno mangi? O hai l'acidità? Amora! Sex, io t'ho letto, Sex. Come stai, Sex? Io devo accantare. Non ho capito, Alessia. Ciao, Gennaro. Non ho capito. Alessia, Cioè lei sta piangendo, io devo... sì, sei buia, ma sei sempre... sono buia, sì, lo so, sono in camera da letto, nel mio lettuccio. Io devo andare a cantare il figlio mio in chiesa a piano di... Alessia, Gioia. Io già sono mezza scema e mezza tonta, ma credimi, non ho capito una parola. Ciao Cinzia, ciao, benvenuta Cinzia. Io ne ho 41. Aspetta, vediamo così. No, era meglio prima. È una luce troppo sparaflesciata. Vedere le tue live su TikTok o altri social sembra una già. Grazie Nella, io mi ricordo di te. Ma comunque secondo me è appannata sta fotocamera. Aspettate. Vediamo. Forse ora un po' meglio. Boh, era sporca. Sei calabrese? No. 41, te ne davo 30, sì, 41 ne ho. Grazie comunque. Come la mia amica si chiama Francesca Pia Pol, che vive a Milano. Ah. Ci puoi dare anche l'indirizzo, Alessia, perché ci interessano. No, comunque sono siciliana, Gennaro, catanese. Perché sei nata femmina, perché sono nata. Ciao, legalo. Ciao. Comunque, che mi dite di bello per le mie vecchie conoscenze? Che mi dite di vecchio? Tipo Sex? Sì, ora sì. Io non ce l'ho TikTok, comunque sto bene, a parte la schiena. Sex, fatelo TikTok. Tanto che te ne frega, mica devi fare video tu. Scaricalo, mi segui, che ora sono attiva, super attiva. Purtroppo tu sui social fai invidia a tanti. Grazie Nella, però voglio dire, non ho nulla di cui essere invidiata se non la mia allegria.
Niente di bello, vi aspetto in giro per la spesa. Mi vuoi fare la spesa? Cioè, se io ti incontro tu mi fai la spesa? Non ho capito. Il tuo compleanno di Francesca. Di bello io posso dirti di tutto. E vai, Gennaro, fammi sorridere. Dimmi qualcosa di bello, di te. Mio figlio è dalla nonna. Oggi è voluto andare dalla nonna. E io sono sola, libera e felice. Ciao Gennaro, mi saluti, mi chiamo Ale. Alessia, ma perché tu puoi essere salutata da tutti? Non ho capito. Per la tua allegria spontaneità e poi interagisci con tutti. Ah sì, Nella, questo a me piace molto, se no non ha tanto senso. Su TikTok ad esempio entrano un sacco di persone in live, non è come qua, è più facile, però io intanto cerco di leggere tutti. Sì, vabbè, 41, mo ce ne 41 ne ho, sex. Fatti ad ottobre, perché è il mio amico. Ah, è il tuo amico? Ah, non lo sapevo. E perché gli dici mi chiamo Ale? Dove abiti? Quanti anni hai tu? Ah, cioè, Alessia dice è suo amico, però gli sta chiedendo dove abita e quanti anni ha. Boh, ma ci capisci cosa? Cioè, sono risate. Sì, sono risate quelle che hanno fatto gli altri, sì. Io a questi due non li sto capendo. Vi prego. Cioè, meglio di TikTok. Sono bellissimi. Ma cosa? Cosa sono bellissime? Hai i pennarelli gel? No, c'hai una penna, quella per il telefono. Zic, zic, zic. Hai i miei capelli, grazie. Francesca anche qui, capisce al volo. Ma Gennaro, ci conosciamo? Amore mio, non ho tempo di solito, comunque che ti dico di bello, non sono più sanguigno, mi sono arrampicato su per i gradini dell'altare e ho detto sì. Oh, auguri, sexy! Auguri! Bella, questa è una bella notizia. Insomma, per alcuni un po' meno. Hai le penne colorate? Gennaro, c'hai le penne colorate? Gennaro, lo vuole sapere Alessia, se no non può dormire. C'hai le penne colorate? Gennaro! Gennaro, rispondi. Madonna. Io ho tantissime cose di cancelleria. Brava! Sì, sono sono tutto colorato. Ah, e cosa c'hai di cancelleria, Alessia? Quanti anni hai, Alessia? Cioè, non è che sei qualche bambina. Io ho 22 anni. Ammazza. A 22 anni ancora cioè, da ciccaruzzito, Alessia! Ma no con le penne colorate. Uzzito! Il fidanzato ti devi cercare.
No, il fidanzato per disegnare, per fare altro. Esci, ti fai una bella storia d'amore. A 22 anni che ci fai a colorare con le... Poi mi pare Davide, un marito di Chiara. Alessia, vienimi a trovare. Ma dove? Ma che volete fare? Cioè, questi due qua si dovevano incontrare. Grazie. Ma Sex, sei in ritardo con la chat, mi sa. Ho messo likes. Grazie che hai messo likes. Dove trovare a casa mia? Non lo so dove abiti. Metti Google Maps, Alessia. Io abito a Piano di Sorrento. Sì, ma dico, un fidanzato ce l'hai? Come si chiama il tuo fidanzato? Uniposca? Google Maps. Come si chiama? Io sono amici. Ah, capisco. Nella non li sto capendo a tutte e due, non lo so. Non ho idea. E elimina i messaggi. Solo con la mia macchina. Alessia, tu mi stai facendo preoccupare, ma con chi stai parlando? Quale macchina? Hai la tua mamma a casa? Hai la tua mamma a casa? No. Io abito da sola. Alessia, dovresti farla anche tu a questa età. Cioè, no, magari no, da sola, però insomma, esci, viviti la vita. Vivi la vita loca. Alessia, vieni a Tu stai parlando con te stessa? Non ho capito. Alessia, esci, che la vita è bella. Io sto partendo con Gennaro. Ah, e si fece una figu, e si fece una figu, e si fece una figu. Ah, dove abiti? Quanti anni hai? Ma questi due da dove sono venuti? Cioè, mi stanno facendo loro la live. Ma chi ti conosce? Cosa c'è nella stuccia? Ma quella stuccia! Parte con Gennaro, ma non sa niente di lui. Ah, ma meglio di TikTok! Oh, facciamoli parlare, vai a mare. Allora, a Catania, dove abito io, oggi ci sono stati... Aspetta che te lo dico subito quanti gradi. Allora, in questo momento ci sono 15 gradi, ma ieri ne faceva 24 gradi. Quindi al mare ci potrebbe andare, ma ancora... Raccontaci tu, dai, dei tuoi bambini e tu già nanna. No, Sex, mi sto solo rilassando un po'. Apri la cerniera e vedi cosa c'è nell'astuccio.
Ma ce la posso fare? Ok, va bene. Al mare ci andremo qui in Sicilia ci andiamo da maggio in poi, ma anche ad aprile, fino a aprile forse, già da maggio siamo al mare, fino a ottobre. Ma ora ancora, chi mi vuoi fare venire una bronchite? Parla con la mia amica di dove sei tu, che ti voglio bene, a casa ti chiamo io, sto partendo ora. A casa mia nessuno voglio! Non partire, non partire. Ciao Gennaro. Ciao. Hai fatto arrabbiare anche Gennaro. E se n'è andato. Aspettate un attimo che devo leggere un messaggio su WhatsApp, un attimo. Ti voglio un mondo di bene, anch'io. Ci risono? Mi sentite? Perché? Ma perché cosa? Sì. Dove è andato Gennaro? Non lo so. Vuoi che lo chiamo? Aspetta, ci telefono. Lo chiamo? Io c'ho il numero di Gennaro. Lo chiamo? Se mi dici sì, lo chiamo. Sì, lo chiamo, ok, aspetta. Gennaro, ma che cosa combini? Mi lasci qua da Alessia, te ne vai dalla chat, ma come sei? Come sei messo? Alessia a te sta aspettando, doveva partire con te. Ti vuole un mondo di bene. Non può entrare più, se n'è andato. Ma tu non la conosci allora? No, dice che non ti conosce Alessia. Dice che no, lui è fidanzato. A te non ti può... Insomma, capito? E allora Gennaro, niente, va bene, ok. Ok. Glielo dico. Glielo dico. Ok, ciao. Sì, è qua a Catania, Faita. Solo che non ci siamo potute vedere, però il giorno 25 è di nuovo qua. Quindi usciremo, faremo baldoria. Alessia dice che lui è sposato. Non ti vuole. Esco e rientro, mi si è bloccata la chat. Non ti vuole. Rassegnati. Io sono triste, Gioia, mi dispiace, ma le delusioni d'amore fanno parte della vita. Abituati. Non sono una psicologa, però allora ci vediamo domani con Gennaro. Ancora ci torna. Ma non l'hai capito che non ti vuole? Comunque ragazzi, ora chiudo, veramente ho fatto così, una live così, tanto per passare questa mezz'oretta di tempo, perché non mi vuole, perché lui è sposato!
ho passato questa mezz'oretta, ho rincontrato Sex, ho rincontrato Nella, ho conosciuto Alessia Pollo, ho conosciuto Gennaro. Sicuramente qualcuno dietro le quinte c'è che mi sta sentendo, ma tanto io non parlerò di niente, quindi è inutile che ci tentate. Va bene, io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima. Non so quando sarà, magari ne accenderò una così ogni tanto. Va bene, Alessia. Sì, Sex. Comunque è stato un piacere. Ciao, una buona serata a tutti.